Buonasera a tutti gli ascoltatori. Siamo qui in onda con la seconda puntata della nuova rubrica Arrembaggi marziani, che va in onda nell'ambito del programma Rebelot dell'amico Marco Pinti. Oggi 15 settembre, come dicevo, è la seconda puntata. Chi vi sta parlando è Diego Fusaro. La rubrica, come sapete, va in onda ogni lunedì dalle 18 alle 18:20 ed è gestita dal sottoscritto Diego Fusaro, allievo indipendente di Hegel e di Marx, come mi piace definirmi. L'argomento di cui vorrei trattare questa sera è un argomento, come usa dire, piuttosto spinoso, di cui si parla spesso, ma in maniera determinata sempre dal politicamente corretto e dal coro virtuoso del pensiero unico. E l'argomento riguarda proprio la Russia di Putin, di cui, come sapete, a reti unificate e su tutti i giornali con lo stesso taglio si parla sempre demonizzandola incessantemente, come se la Russia di Putin fosse il male assoluto e come nel nuovo zar Putin si incarnasse ogni forma di male. Ora, compito di un pensiero critico deve essere sempre quello di interrogare ciò che il politicamente corretto, il pensiero unico, presentano come verità indubitabile. Forse anche il compito di un pensiero critico è quello di problematizzare l'ovvio, di ridiscutere ciò che viene presentato inerzialmente come indiscutibile e come da accettarsi dogmaticamente. Ora, come sappiamo, il politicamente corretto ha buon gioco, complici le prestazioni della manipolazione organizzata e del clero mediatico televisivo, a presentare Putin come il cattivo, come il dittatore, come l'esperato repressore delle libertà individuali. Voglio qui invece presentarvi, sia pure rapidamente e in maniera impressionistica, una prospettiva lievemente diversa su questi temi. E partirò nel presentarvi questa prospettiva da un rovesciamento della prospettiva solitamente dominante. Dal mio punto di vista, mio di Diego Fusaro naturalmente, quindi è una prospettiva mia di cui mi assumo ogni responsabilità, siamo all'interno della Quarta Guerra Mondiale. Tutti sanno che vi sono state 2 guerre mondiali nel Novecento, la prima e la seconda. Qualcuno forse sa anche che vi è stata una terza guerra mondiale, anche se abitualmente sui libri di storia, scritti apposta per non fare capire nulla della storia reale, non viene presentata come tale. E questa terza guerra mondiale è stata la guerra fredda, cioè quella guerra che per ampia parte del secolo breve ha visto contrapposti i 2 blocchi, quello occidentale capitanato dalla potenza statunitense e quello russo capitanato dalla potenza sovietica. Quando è finita la terza guerra mondiale? È finita nel 1989, quando vi è stato l'inglorioso crollo del comunismo novecentesco e non hanno trionfato, udite udite, la libertà e la democrazia, come una propaganda gravida di dominio capitalistico continua a ripetere, ma ha trionfato invece l'economia di mercato, il capitalismo selvaggio e sfrenato che si è imposto su scala universale. Non è qui naturalmente questione di fare l'elogio del comunismo sovietico. Si tratta però di riconoscere pacificamente che finché c'era il comunismo sovietico, con tutte le sue contraddizioni e anche con i suoi gravi errori, il capitalismo americano trovava un freno, un limite, trovava una limitazione nel muro di Berlino. Venuta meno la potenza sovietica, Berlino 1989, siamo entrati nella Quarta Guerra Mondiale. Qual è la Quarta Guerra Mondiale? È la guerra che la civiltà del dollaro, gli Stati Uniti d'America, hanno dichiarato a tutti gli stati che resistono e che non si piegano al dominio imperialistico messianico statunitense. Sappiamo che dal 91 ad oggi è tutto un susseguirsi di guerre con cui manu militari gli Stati Uniti d'America invadono i paesi che si rifiutano di piegarsi al loro dominio. Iraq, Afghanistan, Libia più recentemente e così via.
Ora vengono subito demonizzati come totalitari, terroristi, negatori della libertà. In questo modo ideologicamente l'opinione pubblica è preparata ad accettare e a subire silenziosamente l'ideologia del bombardamento etico e l'ipocrisia dell'interventismo umanitario, come se appunto laddove il dittatore battuto di turno, sia esso Saddam Hussein o Gheddafi, vi fosse per ciò stesso necessità ineluttabile di intervenire col bombardamento liberatore, che non corrisponde in realtà a un gesto umanitario. I diritti umani sono una foglia di fico che copre le meschinità dell'imperialismo statunitense, e quindi appunto queste guerre servono a sottomettere gli stati che ancora resistono al dilagare sfrenato del capitalismo americano. In questo quadro geopolitico interno alla Quarta Guerra Mondiale, la Russia di Putin costituisce indubbiamente uno dei massimi, direi il massimo insieme alla Cina, stato che resiste all'invasione del mondo statunitense. Ora Putin non è Lenin, dal mio punto di vista purtroppo non è Lenin, e tuttavia Putin ha il grande merito di essere un freno al dilagare del capitalismo americano illimitato. Putin ha certo delle contraddizioni interne su cui potremmo ampiamente soffermarci, e tuttavia Putin, con tutte le sue contraddizioni, costituisce una forza frenante, o direbbe la teologia politica paolina, un capecon, una forza che frena il potere del negativo rispetto agli Stati Uniti d'America. Putin, cioè, ci offre la possibilità dell'esistenza di un mondo multipolare, laddove invece la potenza statunitense vorrebbe imporre su scala planetaria l'unico modello del capitalismo di tipo americano, con annessa American Way of Life, lingua inglese, dittatura dell'economia, del mercato e della finanza. Il plurale è sempre meglio del singolare. In un mondo pluralizzato, multipolare, con le differenze, con lo spazio per le culture e le diversità, è sempre meglio di un mondo monopolare in cui vi è un unico modello. Perché vi sia cultura occorre del resto che vi siano sempre almeno due culture, se no siamo di fronte a una forma di natura che si impone violentemente e impone anche agli altri di adattarsi a quel modello. Ora Putin, ripeto, nel quadro di questa Quarta Guerra Mondiale, con la Russia, sta svolgendo una funzione di contenimento e di limitazione del dilagare del capitalismo illimitato americano. Che Putin sia dalla parte giusta è testimoniato nemmeno troppo obliquamente dal fatto che il coro del pensiero unico, del politicamente corretto e del clero mediatico giornalistico continuamente lo attacca ossessivamente, presentandolo come il male assoluto. Ciò appunto costituisce una spia indiretta del fatto che Putin è dalla parte giusta, è dalla parte di chi resiste a questo modello monopolare di tipo americano. È come se avete presente l'immagine del presidente, peraltro premio Nobel per la pace e imperialista, Obama, l'immagine stilizzata che diceva "Yes, we can". Dovete immaginare, quando pensate alla Russia di Putin, a una immagine analoga in cui sta scritto sotto il volto di Putin "No, you can't". No, voi non potete. È come se Putin ponesse un freno, un argine al dilagare delle politiche imperialistiche statunitensi. Ora l'ideologia, la propaganda, la fabbrica dei consensi capitalistici continueranno ad attaccarlo e a diffamarlo. Si pensi all'episodio patetico delle Pussy Riot, delle prestolatissime sedicenti rivoluzionarie che hanno offeso volgarmente la cultura russa e la religione ortodossa in forme volgari di sesso sfrenato edonistico di tipo capitalistico. Sono tutte forme per mettere sotto accusa la cultura russa e Putin che resiste all'imperialismo americano. Il circo mediatico continuamente elogia queste rivoluzionarie prezzolate pagate dalle forze occidentali, che Putin giustamente ha individuato per quello che sono, delle forze capitalistiche che cercano di intrufolarsi nella Russia. In questo scenario, a cui si potrebbero naturalmente aggiungere molte determinazioni, io dico bisogna far valere lo sguardo critico. La Russia di Putin, con tutte le sue contraddizioni, e ripeto, Putin non è il paradiso in terra, ciò non di meno garantisce la sopravvivenza di un mondo multipolare, presenta cioè la possibilità
dell'essere in più modi. Non voglio dire che il modo di Putin sia perfetto e quello di Obama sia demoniaco. Sto dicendo però che dove c'è la pluralità è sempre meglio, perché permette di pensare un'alternativa sia al modello di Putin sia a quello di di Obama, cioè una pluralità di punti di vista. Del resto sappiamo che la Russia di Putin è sotto attacco dal modello americano. Pussy Riot sul piano culturale, basi americane che stanno accerchiando la Russia e quello che sta accadendo nella vicina Ucraina come rivoluzione colorata per destabilizzare la Russia di Putin. Voglio chiudere questo mio intervento dando anche una valenza più propriamente filosofica a quanto detto, citando in questo caso non autori riottosi e rivoluzionari, non Marx o Lenin, ma citando il filosofo illuminista Immanuel Kant, che nel 1795, in uno dei suoi capolavori politici per la pace perpetua, così scriveva testualmente: secondo l'idea della ragione, val pur sempre meglio l'esistenza di una pluralità di stati anche in conflitto fra loro, piuttosto che il loro annullarsi ad opera di una monarchia universale. Universal monarchia nel tedesco di Kant. Cosa intendeva dire Kant, rileggendolo oggi alla luce del presente? Ci stava dicendo esattamente questo. Per quanto sia contraddittoria la presenza di stati che confliggono, è pur sempre meglio che vi siano stati plurali anche in conflitto fra loro, piuttosto che il loro annullamento ad opera di una monarchia universale, leggi mercato globale, leggi gli Stati Uniti d'America, che portano all'annullamento del diritto alla differenza, che portano cioè alla distruzione della pluralità, vuoi anche di una pluralità pur conflittuale. Questo è lo scenario in cui ci troviamo oggi e in questo scenario la Russia di Putin, con tutte le sue contraddizioni, garantisce una pluralità che invece il modello del pensiero unico targato Stati Uniti d'America vorrebbe annullare. Con questo mio ultimo riferimento mi fermo, vi saluto e ci sentiamo lunedì prossimo con Arrembaggi marxiani. Un saluto da Diego Fusaro. Grazie mille Diego, sempre impeccabile la tua analisi che sicuramente va ad arricchire questa puntata e non solo questa puntata, insomma tutta la trasmissione nota alle cronache per ora non giudiziarie come Rebelot. Grazie Diego, grazie mille. È già andato, già salutato. Allora noi qui siamo quasi in chiusura, abbiamo ancora pochi minuti insieme, giusto il tempo per darvi una notizia così fresca, almeno per me, che come sapete quando faccio la trasmissione un po' mi immergo negli argomenti che bisogna trattare e non guardo l'attualità del momento, ma ho scoperto che insomma sì, la regina Elisabetta ha fatto un pacatissimo invito ai votanti scozzesi, non so se lo sapete già, ha detto molto imparzialmente: pensateci bene prima di votare. Beh, ecco, quindi registriamo che insomma anche la regina Elisabetta, esatto, sta passando dei giorni, diciamo così, di angoscia, diciamo così, diciamo che c'è una certa frequentazione dei bagni a Buckingham Palace in questo periodo da parte della regina Elisabetta. Tranquilla Betty, vedrai che chiama qualcuno a Roma, ti insegnano come si falsificano lì le cose, fai lo scatolone già pronto, no? Fai lo scatolone già pronto, con tutti i no, arrivano tutti i sì, tu li butti via, arrivano tutti i no, è peccato. Qui se abbiamo fatto i plebisciti truffa, perché non c'è questo know-how che viene esportato nel Regno Unito? Vediamo come va. Comunque la sigla sta salendo di tono, trasmissione oggi Rebelotto un po' strana, abbiamo fatto un fuoripista su Francesco d'Assisi, poi siamo andati nel 1996 con Bossi e ci siamo risentiti la dichiarazione di indipendenza che sembra scritta oggi, siamo andati a parlare dell'economia e di quanto è malata l'Italia con Alberto Bagnai e Massimiliano Fedriga, abbiamo ricordato Rihanna Fallaci, altrimenti non me lo sarei mai perdonato, e abbiamo concluso con Diego Fusaro e una lettura sulla Russia di Putin che certamente, e questo forse è il principale merito anche che possiamo prenderci come radio, potete sentire soltanto qui, perché da tutte le altre parti Putin è quello cattivo e gli Stati Uniti sono quelli buoni. È vero una cosa, che nella fisionomia Putin in effetti ce l'ha la faccia da cattivo di James Bond, cioè se andasse a un casting lo prenderebbero, perché sembra proprio il cattivo della cinematografia occidentale, però
a quanto pare la trama questa volta è un po' più complessa. Ve la racconteremo in tutti i suoi sviluppi nel nostro piccolo anche qui a Rebelot. Dopo il Rebelot di oggi c'è Alessandro Morelli con Dite la vostra, dopodiché ci sarà Pierluigi Pellegrin con il punto politico, come dice lui, il punto e basta, e poi il magico palinsesto della noce da Radio Padania. Quindi non cambiate stazione per nessuna ragione al mondo. Per chi ci ascolta invece in replica alle 6:30 del mattino, buongiorno, e per tutti gli altri invece una buona serata dal Marco Pinti e da Roberto Colombo, che è stato in regia per tutto questo tempo. Buona serata, ciao!